Buongiorno, ben ritrovati. L'appuntamento con la prima edizione in questo venerdì 4 ottobre. Allora partiamo subito perché vi abbiamo raccontato ieri della attesa per l'ondata di maltempo, l'allerta arancione, gialla in alcune zone della Marca Trevigiana, non solo ma molto anche nella Marca Trevigiana. È stata una notte di attesa, ci sono ancora molti COC, centri operativi comunali, aperti perché continua a piovere ininterrottamente di fatto da ieri. Non si sono registrate grosse criticità nella maggior parte della Marca, ma criticità ci sono in questo momento in atto, soprattutto per quanto riguarda il Sile, che è esondato, è tracimato in alcune zone tra Casale sul Sile e Casiera. E poi ci sono stati problemi, e ce lo dirà adesso Cristian Arboit, a Mogliano per dei pini marittimi che sono caduti. Allora subito in collegamento da Casale con Cristian Arboit e Nicoletta Rizzetto, Cristian Arboit e i suoi fedeli stivali. Buongiorno Cristian. Buongiorno Nicola, anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Alla fine, dopo oltre 2 giorni di pioggia battente, anche se ben distribuita, il Sile è esondato, soprattutto nelle zone più delicate, più critiche. Qui ci troviamo nella zona del Porticciolo a Casale sul Sile, ma criticità ci sono anche nella zona di Lughignano e a Casiera. Forse raggiungeremo anche il sindaco Renzo Cararetto, con cui sono in contatto. Come vedi, quindi il Sile è esondato in questa zona, ci ha raggiunto, la vedi lì a circa 70 metri, la sindaca Stefania Golisciani, che intanto raggiungiamo. Abbiamo parlato con i residenti, fra poco ti farò sentire una testimonianza in particolare. Sono stufi, sono esasperati, sono abituati a convivere con il Sile, questo va detto, ma quest'anno si sono registrate tante esondazioni. Queste case sono abitate da anziani, da novantenni, abbiamo parlato adesso anche con alcune badanti, quindi è una situazione abbastanza critica. Per il resto l'allerta gialla e arancione resta attiva nella Marca Trevigiana e non solo nella Marca Trevigiana fino alla metà del pomeriggio di oggi. L'allerta è arancione sul fronte idrogeologico in 3 bacini, quelli che abbiamo già segnalato nelle precedenti edizioni, e poi appunto l'allerta gialla sul fronte idraulico invece un po' ovunque, un po' in tutti i bacini. È gialla anche la zona dell'Alto Piave fino a ieri sera di fatto indenne. Parlavi prima di alcuni interventi a Mogliano Veneto. Ebbene, ci sono 2 pini marittimi che sono crollati sostanzialmente sulla strada. Fortunatamente nessuna persona coinvolta, però appunto sono crollati e è stato necessario per i vigili del fuoco intervenire con vari mezzi. Ieri sera quindi in via Ronzinella il primo intervento, il secondo intervento invece in via Rondinella. Fra poco tra l'altro andremo anche a Mogliano Veneto per raccontarvi questo aspetto specifico. Mentre raggiungiamo la sindaca Stefania Golisciani per fare il punto della situazione, ti farei sentire una testimonianza, la testimonianza della signora Franca Pavan, una residente che abita qui da decenni e che dice: adesso sono stanca perché la situazione è peggiorata in questi anni, cambiamento climatico che altro, per noi è sempre più dura convivere con questo fiume solitamente placido, ma appunto quest'anno non è stato così placido. Ti faccio sentire la signora Franca Pavan. Ancora una volta, certo. Siete stufi, siete esasperati? Sì, viviamo sul Sile, io vivo sul Sile da 60 anni e ultimamente succede molto spesso. C'è qualcosa che non va, nel senso da su, dalla Ghirada, da Treviso, chissà. E siamo bassi, molto bassi qua, vedete, di là c'è l'Argine che è molto alto e ci sono 100 campi di terra di là e non è che va di là l'acqua va di qua perché noi siamo molto bassi. Quest'anno siamo pochissime famiglie, siamo tutti anziani, io sono forse la più giovane
E sì, siamo stanchi perché quando avevamo le forze si tirava su e si mettevano le paratie, si portano via le macchine. Però gli anziani adesso sono un po' anziani e non ce la fanno, insomma, devono essere aiutati da tutti i giovani che ci sono qua da noi. E ultimamente sta succedendo un po' troppo spesso. Questa è la terza volta quest'anno. Sì, abbiamo avuto la protezione civile che è venuta immediatamente, il sindaco è sempre che monitora la situazione, ma il letto del Sile anche ieri, anche stanotte è esondato, c'è niente da fare. La situazione è che anche sotto la casa c'è acqua, cioè se lei monta sui pavimenti dentro a casa mia sotto c'è acqua, perché è logico, siamo sul letto del Sile. Hanno costruito negli anni 1800 questa zona che è bellissima, siamo in centro storico a Casale, la zona più bella di Casale, io sono innamorata. Io quando esco da casa mia sono in ferie, c'è houseboat, canoe, bici, passeggiate, è bellissimo, però quando c'è questa situazione, che è la terza volta questo mese, è così. È il rovescio della medaglia. Sì. È peccato. Senta, signora Pavan, prima mi diceva, io qua ogni tanto sto pensando anche a vendere. Sì, noi abbiamo intenzione di andare via e di andare con i miei figli perché la situazione, cioè io mi sto invecchiando, insomma io vado ancora a lavorare, non posso andare in pensione per ora, però quando andrò in pensione penso di pensare di prendere una casa più piccola e su, alto, primo piano. E senza taverne, senza garaggi. Senta signora Pavan, si sente di lanciare un appello alle istituzioni, un messaggio? Cosa chiedete voi residenti di questo angolo di Casale sul Sile? Che deve essere salvaguardato. Dobbiamo essere aiutati, non so, a scavare il Sile, cosa posso dire, di chiudere certe chiuse che sono aperte adesso, di chiuderle. Io adesso non so perché non me ne intendo, non faccio parte del Parco del Sile, non conosco bene, però io so che sono qua e ogni volta abbiamo questo problema. Stefania Golisciani, sindaca di Casale sul Sile, operativa fin dal primo minuto, l'abbiamo intervistata anche ieri il collega Nicola Marcato. Ci troviamo sempre nella zona del Porticciolo, il Sile è esondato, è l'ennesima volta quest'anno, sindaco. Lei che spiegazioni si dà? Sì, è la quarta volta, se mi ricordo bene, mi sembra che sia la quarta volta. Le spiegazioni le chiediamo agli enti competenti perché ovviamente noi facciamo altro di lavoro, quindi gli enti che fanno questo e si occupano proprio di bacini, abbiamo chiesto delle spiegazioni e rispetto al passato è sotto gli occhi di tutto che c'è un cambiamento, perché in passato abbiamo avuto magari fenomeni anche più estesi ma non così frequenti, è la frequenza che da un certo punto di vista ci preoccupa e le spiegazioni è dovuto anche a quello che ci viene detto almeno dagli enti, è proprio la modalità del clima, quindi queste continue bombe d'acqua, questa pioggia incessante che è diversa rispetto al passato e che fa sì che i bacini vengano su più rapidamente. Anche perché poi va detto che qui ci troviamo in una zona particolare, è un fiume particolare, è un fiume di risorgiva, quindi probabilmente le stesse casse di laminazione possono servire fino a un certo punto, così almeno le è stato riferito. Sì, perché noi ovviamente abbiamo chiesto di mettere in campo tutte quelle che sono le possibilità e i manufatti possibili per evitare che ogni volta ci troviamo in questa situazione, perché onestamente ogni volta che piove ci sale l'ansia sia a tutti i sindaci di quest'area. E ci è stato detto che però vista la natura del fiume, che è un fiume di risorgiva, fare delle casse di espansione qui non risolverebbe il problema, quindi non essendo un torrente ma avendo appunto questo tipo di natura non riusciremo a controllare il fenomeno con delle vasche di espansione. Quindi servirebbe un dragaggio, perché questo dicono anche i residenti che abbiamo sentito, questo è possibile, quindi recuperare alvei o capacità di alvei. Anche su questo tema ci siamo confrontati con gli enti competenti e anche qui dicono sì, fare un dragaggio potrebbe essere utile ma non risolverebbe il problema sul lungo termine, perché comunque poi essendo un fiume l'alveo
tenderebbe poi a venire su di nuovo. Quindi, e comunque non è una soluzione a breve termine, noi abbiamo necessità di soluzioni a lungo termine ma anche a breve termine, quindi un qualcosa da mettere in campo in entrambe le situazioni, perché non è che posso aspettare 5 anni che fanno il dragaggio del Sile, quindi mi serve un qualcosa di più rapido. Quindi a questo punto servirebbe un tavolo, che ne so, straordinario tra tutti gli enti per capire cosa fare, perché insomma la misura è colme. Sì, diciamo che bisogna un attimo operare su due linee. Da un lato c'è un discorso di prevenzione e qui appunto entrano in gioco gli enti competenti nel strutturare, programmare e progettare quello che si può fare, e da quanto so si stanno muovendo in questo senso. Poi c'è anche un discorso di aiutarci con i nostri interventi, nel senso, io lo dico sempre, ma magari avere un idrometro più vicino e non solo quello di Santa Cristina aiuterebbe noi a saper prima un po' le cose, quindi per questo batto su questo discorso dell'idrometro a Casier, perché ci aiuterebbe ad avere delle misurazioni più attendibili di quello di Santa Cristina, che è troppo lontano. È troppo a monte, diciamo. Allora, Sindaco, io la ringrazio davvero per questa testimonianza. Con Nicoletta Rizzetto, Nicola, ti restituisco la linea e ti mostro per l'ultima volta questo Sile che fa le bizze a Casale. Per il momento è tutto. Grazie a Cristian Arboit, grazie a Nicoletta, grazie anche al sindaco Golisciani. Restiamo sul tema maltempo, vediamo invece il punto della situazione nella provincia di Vicenza con il presidente della provincia Andrea Nardin. Lo ha sentito per noi Luisa Bertini. Ondata di maltempo alle spalle che ha tenuto il vicentino con il fiato sospeso, qualche allagamento soprattutto in area berica. Facciamo il punto della situazione con il presidente della provincia Andrea Nardin. Maltempo alle spalle, ce la siamo cavata con qualche allagamento? Sì, credo che l'importante a fronte di un'allerta arancione sia stato il sistema che si è messo in qualche modo in moto, quindi i COC, i centri operativi comunali che sono stati aperti, 13 COC, i sindaci che hanno preallertato la popolazione e quindi c'è una macchina che comunque si è mossa, preparati i sacchi di sabbia, disposti quelli nei punti principali, e quindi una macchina che in qualche modo anche questa volta, come in altre occasioni, si è dimostrata pronta per un'emergenza che era stata annunciata. Fortunatamente, tranne qualche esondazione, non ho risultanze di situazioni di emergenza grave, e quindi direi che per questa volta ce la siamo cavate. Rimane però un tema che è quello delle emergenze, dell'importanza di allertare la popolazione, anche di preparare la popolazione con un'informazione corretta e soprattutto di far sì che il territorio, con un'opera di manutenzione importante, possa sempre più essere preparato a delle precipitazioni sempre più intense che si verificano con sempre maggiore frequenza. Questo penso sia il messaggio principale che dobbiamo trarre da questi 2 giorni di emergenza. Ecco, la zona più attenzionata è quella dell'area berica, anche alla luce del maltempo di 10 giorni fa, che ha reso le colline molto fragili, quindi Longare, Nanto e Castignero sono state le zone più attenzionate. Qualche allagamento lì in quelle zone, adesso come si procede? Sì, quest'area, l'area collinare in generale, questa volta come anche in altre occasioni, sia quella dei Berici, ma ricordo anche la fascia pedemontana, si sono dimostrate le aree più fragili, perché appunto queste piogge intense hanno riempito gli scaranti, i torrenti, facendoli esondare, ma soprattutto provocando numerose frane che hanno prodotto danni alla viabilità, e l'esondazione dei torrenti ha fatto sì che l'acqua entrasse nei garage, negli appartamenti. Questo dimostra che il territorio richiedeva forse maggiore manutenzione e una fragilità delle nostre colline, in particolare nell'ultima emergenza, quella nei Colli Berici, ha fatto vedere come ci fosse una necessità di manutenzione e una fragilità. Auspichiamo ora che ci possano essere dei ristorni economici per contribuire ai numerosi danni che ci sono stati. Ecco, voi avete lanciato anche un appello insieme ad altri sindaci proprio in questi giorni, proprio per i ristori, ma anche per le manutenzioni ordinarie. Sì, i messaggi sono principalmente 2. Uno, la necessità di avere dei ristori sia per i danni alla pubblica utilità, quindi alle strade e agli edifici pubblici, sia poi anche una necessità di manutenzione, quindi investire in spesa corrente per fare in modo che questi danni non si verifichino anche in futuro. In particolare il prefetto ha dato disponibilità a un incontro con i
sindaci della provincia, quindi a breve auspichiamo un incontro per poter capire, così come c'è stato un intervento importante, significativo, efficace, di cui vediamo i risultati tutti noi nelle casse di espansione, lo stesso concetto, le stesse procedure, gli stessi investimenti devono essere ora portati nella rete secondaria, magari sfruttando quelli che sono i piani delle acque che i comuni hanno fatto, con interventi puntuali sicuramente meno costosi di quelli che sono stati fatti nelle casse di espansione. Si risolverebbero gravi ed importanti problemi che si verificano nella quotidianità delle emergenze che abbiamo avuto nell'ultimo periodo. Ecco, questa è la richiesta dei sindaci, del presidente della provincia, che io ringrazio per essere stato con noi. Grazie anche a Luisa Bertini. Lasciamo il maltempo, eventualmente ci torniamo dopo con Christian Arboit, vediamo se ci richiede la linea. C'è un altro problema, quello della sicurezza a Mestre, non solo il caso di Giacomo Gabbato evidentemente, anche quello che è successo in via Piave l'altro giorno, l'investimento dei 2 tossicodipendenti, l'accusa di tentato omicidio. Ieri è andato le parole forti anche del sindaco Brugnaro. C'è preoccupazione anche da chi vive il territorio ogni giorno, come i parroci, in questo caso il parroco di Viale San Marco, che ringrazio per essere con noi, e con Ilaria Marchiori. Buongiorno. Sì, buongiorno a te Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Hai detto bene, hai fatto un quadro preciso di quella che è la situazione a Mestre, soprattutto con quello che è successo nelle ultime settimane. Tra l'altro proprio ieri il sindaco Brugnaro ha detto che la prossima settimana volerà a Roma proprio per incontrare il ministro Piantedosi e chiedere il ripristino dei controlli dei lagunari proprio nelle vie di Mestre ritenute più pericolose. Ma appunto qui insieme a noi c'è proprio Natalino Bonazza, parroco di Viale San Marco, che sappiamo lei essere molto vicino alla comunità anche quando si tratta di dover far fronte a queste situazioni, in particolare a questa situazione d'emergenza, perché lei che tocca con mano e ascolta i suoi parrocchiani ma anche i suoi concittadini, sente che c'è paura, e lei stesso vede che è una situazione che sta dilagando, perché dicevamo poco fa lei è cresciuto a Mestre e mai avrebbe pensato che si sarebbe trasformata in una situazione del genere. Sì, mi ha colpito in modo particolare ciò che è accaduto negli ultimi giorni, e per questo ho esternato anche, il mio sentimento, il mio timore, dicendo che temo appunto una violenza che poi può dilagare anche nel modo di farsi giustizia da sé, perché se è così diventiamo una giungla, non più una città. Allora, l'idea iniziale non è partita da me, ma da un gruppo di donne che hanno detto praticamente è il mese di ottobre, facciamo qualcosa che dia un segnale di speranza, diciamo insieme a Rosario. Io ho cercato di confezionare questa idea andando proprio in luoghi feriti della nostra città. E guarda caso il primo luogo dove andremo lunedì è proprio via Piave, quindi nei pressi dell'ultimo fatto grave che ci dà da pensare molto, e lo facciamo in una maniera un po' insolita, cioè noi non facciamo né dimostrazioni né dichiarazioni né analisi, non è il nostro lavoro. Noi preghiamo insieme, ma lo facciamo per il bene della città, quindi per tutti e naturalmente con tutti coloro che vorranno partecipare. Un segno semplice, breve, però il fatto di farlo in strada, cioè in un luogo che sentiamo tutti pericoloso, perché invece diventi un luogo che può essere frequentato, una città amica, non una città, per così dire, dove vince l'avversione reciproca. Questo è il senso della nostra preghiera, anche perché lo chiediamo come un dono. Allora, le parole che hanno fatto da sottotitolo a questa iniziativa sono 4 parole chiave. Pace, giustizia, nella Bibbia si insegna che non c'è pace se non nella giustizia, fraternità, qui volutamente abbiamo ricordato Papa Francesco, con Fratelli Tutti, una delle sue bellissime encicliche, e alla fine amicizia sociale, che al momento potrebbe sembrare un miraggio, ma secondo me invece l'amicizia sociale è ciò che davvero ci salverà.
Don Natalino, l'intenzione è quella di raccogliere più persone possibili, anche non necessariamente fedeli, proprio per spiegare che restando uniti, ma soprattutto non praticando violenza, facendosi giustizia da soli, si può affrontare anche quella che è una situazione ormai al limite. Certo, io penso che io ho sempre creduto nella forza della preghiera. In questo caso pregare significa anche recuperare un po' qualcosa di più profondo, al di là dell'ondata di emozioni, di rabbia, eccetera. Pregare vuol dire, diciamo, aspirare, ecco, a qualcosa di grande che ci viene donato, però per altro verso di cui siamo anche capaci, cioè pregare non è deprimente, al contrario è incoraggiante e lo facciamo per tutti, quindi è un segno per la città, è un gesto di amore, mi hanno suggerito queste donne, per la città. Ecco, Don Natalino, prima di restituire la linea, vero è che però poi bisogna agire anche su altri fronti. Secondo lei l'idea di riportare i lagunari per controllare, presidiare il territorio, com'è? Ma adesso questo non so entrare nei dettagli, penso che comunque non bisogna valutarla come, diciamo, un'idea estrema, non si tratta di militarizzare la città. Può essere un deterrente importante perché probabilmente la prevenzione ormai va giocata su tanti fronti, non solo su un fronte. Certo è un gesto un po' eccezionale, però penso che risponda all'eccezionalità del momento e tutto va proporzionato. Recupererei un antico criterio, se vogliamo, ecco, dell'insegnamento morale della Chiesa, cioè la legittima difesa va proporzionata ai mezzi dell'offensore, del potenziale offensore. In questo caso, diciamo, i lagunari prima di tutto, se vengono per proteggere la cittadinanza, non tanto per appunto agire militarmente, non è il senso, per proteggere, possono dare un senso di sicurezza al fatto di vederli e loro stessi sono visti, quindi secondo me è un gesto che, curato bene, è proporzionato all'attuale situazione che viviamo. Grazie a Don Natalino Bonazza, qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori e al parroco. Adesso la sicurezza, o meglio l'insicurezza sulle strade, ancora gravi le condizioni del 13enne investito ieri mattina a San Martino di Lupari, nel Padovano. Restano drammatiche le condizioni del 13enne di San Martino di Lupari investito ieri mattina tra via Brenta e via Sant'Antonio all'incrocio lungo la strada regionale 53 Postumia, Campagna Alta, mentre stava andando a scuola in bicicletta. Sono appese ad un filo le speranze e si spera che con il passare delle ore il quadro clinico possa migliorare. L'impatto ieri mattina è stato violentissimo. Ad investirlo una moto condotta da un uomo di 56 anni residente in provincia di Treviso. Il 13enne, che stava andando alle scuole medie del paese, è stato sbalzato a terra subendo numerosi traumi. Sul posto è arrivato in pochi minuti l'elicottero del SUEM che ha portato il minorenne in pediatria a Padova, dove è ricoverato in prognosi riservata. I carabinieri stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Fondamentali, oltre alle testimonianze di chi ha visto l'incidente, anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. La procura ha chiesto il sequestro sia della bici che della moto, una strada, la regionale 53, che resta molto pericolosa. Intanto oggi pomeriggio alle 15:30 nella chiesa di San Bartolomeo di Mestrino si celebreranno i funerali di Alessandro De Marchi, lo studente padovano morto 10 giorni fa in un incidente in moto mentre stava andando a scuola. Ad accompagnare la famiglia del 18enne studente dell'istituto Marconi, tutti i suoi compagni di classe e la squadra di calcio del Veggiano dove Alessandro giocava. Quindi oggi pomeriggio i funerali di Alessandro, ieri invece i funerali di Sofia Gambato, la 17enne morta, altra studentessa morta travolta da un'auto mentre stava per entrare a scuola a Padova. Tutta Campodarsego si è fermata durante il suo funerale. Rintoccano le campane in un pomeriggio di pioggia incessante quando la bara bianca viene accompagnata nella chiesa coperta di fiori e campanule viola, il colore preferito di Sofia.
Ci sono tutti ad attenderla per l'ultimo saluto, stretti alle lacrime infinite della mamma, del papà, della sorella, della famiglia. Ci sono i compagni del liceo artistico selvatico, la scuola che frequentava e dove poco prima di entrare è stata travolta. Ci sono gli amici della parrocchia, dell'asilo, delle elementari e medie, degli scout. Piange tutto il paese di Campodarsego, fermo nel lutto cittadino. Il sorriso di Sofia, i suoi 17 anni. Una chiesa grande ma troppo piccola per contenere le persone, tanto che molti seguono la celebrazione anche dal vicino Cinema Teatro Aurora. Sull'altare molti sacerdoti, nei banchi gli scout della squadriglia Volpi, i loro fazzolettoni al collo. Durante l'omelia Don Leopoldo Voltan ricorda i valori dello scautismo e parla di Sofia come di un miracolo. Sofia nei suoi brevi 17 anni è stata un segno speciale di una possibile qualità del vivere, libera da paure, da violenze e da egoismo. Nei giorni scorsi non è riuscito il miracolo della guarigione, ma in Sofia è riuscito alla grande il miracolo di una vita piena. Un grazie Don Leopoldo rivolge ai genitori per la loro capacità di perdonare e perché si stanno impegnando perché una tragedia così grande non si ripeta. Nel dolore infinito di giorni che mai nessuno avrebbe voluto vivere, un pensiero va anche ai compagni di classe di Sofia. Palloncini bianchi e viola sono pronti a colorare il cielo grigio nel ricordo di Sofia, anima bella. E poi ieri invece l'anniversario, un anno dalla strage del bus di Mestre con l'ecatombe di 22 vittime, una tragedia ancora viva nella mente di chi intervenne sul posto per prestare soccorso, come ad esempio uno dei primi vigili del fuoco ad arrivare. Sentiamo anche la sua testimonianza. Una tragedia immane, non ho altre parole da dire, se non il lutto e il cordoglio che continuiamo a avere. Insomma. L'amministrazione ha deciso di ricordare le 22 vittime con una messa officiata dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, nella chiesa del Sacro Cuore a Mestre. Sul luogo dell'incidente poi sono stati posizionati dei fiori e appesi vari peluche, per ricordare chi ha perso la vita un anno fa così tragicamente e che non si può dimenticare. È proprio la prima volta che rimetto piede qui sotto perché è un momento che mi ha traumatizzato e che spesso me lo rivedo ancora, anche perché essere qui in questo luogo dove ero qui con il sindaco e c'erano 21 persone stese con un lenzuolo sopra. È stata una serata drammatica, io sono venuto subito qui dopo che ho sentito ciò che era accaduto. Tra le iniziative per non dimenticare quella dell'associazione Buongiorno Marghera. Posizioneremo una stele con un codice QR. Il codice QR sarà collegato direttamente alla pagina di Buongiorno Marghera ad un post in particolare con tutte le vittime e in 2 lingue che riassume un po' quello che è successo e soprattutto la storia personale delle persone. Qual è il nostro obiettivo? È che una persona che si fermi qui davanti, magari fra qualche anno anche un parente, possa avere un abbraccio dalla parte della città, possa collegarsi alla pagina. Intanto l'inchiesta coordinata dalla Procura di Venezia non è ancora conclusa. Tra poche settimane scadranno i termini delle indagini preliminari, ma potrebbe essere chiesta una proroga. A oggi è stato escluso che l'incidente possa essere stato provocato da un malore dell'autista, il 40enne Alberto Rizzotto, che secondo l'autopsia sarebbe morto a causa del violento impatto sull'asfalto. Le perizie depositate lo scorso giugno hanno poi individuato nella rottura dello sterzo del mezzo la probabile causa della perdita del controllo del bus da parte dell'autista. Sterzo che potrebbe essere stato difettoso, come aveva denunciato un ex autista ai nostri microfoni. Presenta delle anomalie magari sullo sterzo, ovvero nel girare non è come un mezzo a gasolio che quindi ha un'ampia sterzata, si fa fatica. E allora lo dicevamo, le indagini ancora aperte, intanto nel pomeriggio il Patriarca ha celebrato una messa in ricordo delle 22 vittime. Dovrebbe esserci il servizio.
Andiamo in pubblicità e poi ritorniamo in diretta. I bambini, no, l'evento ha toccato purtroppo anche i bambini, quindi quando dovevamo arrivare a quelle anime più piccole è inevitabile che ti abbassai psicologicamente, quindi ecco, quegli sguardi là e quell'approccio lì con la vita umana così debole, quello resta ancora in tutti noi. 3 ottobre 2023. Un anno dopo sono ancora vive le immagini nella mente di chi quella sera fu tra i primi a intervenire a Mestre, quando alle 19:45 il bus della società La Linea precipitò dal cavalcavia. Una caduta di 10 metri, le batterie che presero fuoco, 21 persone, dopo pochi mesi diventeranno 22, che persero la vita, tra cui l'autista Rizzotto. Uno scenario impensabile. E in quei 7-8 minuti che ci abbiamo messo dalla caserma fino al luogo, quello scenario era inimmaginabile. Ma in un contesto così sconvolgente, Giuseppe e i suoi colleghi sono riusciti a mantenere la lucidità per cercare di portare in salvo più persone possibile, nonostante per molte fosse già troppo tardi. È stato forse l'intervento più delicato al quale ci siamo approcciati, insomma, nell'ultimo ventennio almeno, no? E abbiamo fatto sicuramente altri tipi di intervento, anche dopo quel 3 ottobre ne abbiamo fatti altrettanti di interventi, però di quella dimensione, almeno a mio ricordo, non ne abbiamo fatti, quindi come a livello professionale credo sia stato l'intervento più difficoltoso da approcciare. Personalmente non mi sono reso conto di tutta quella dimensione. Quando ci siamo fermati invece un attimo, che abbiamo fatto le prime fasi di estrazione, no? Che abbiamo portato fuori circa 25-30 persone, e ecco, il momento più toccante per me, che mi rimane ancora, è forse aver visto tutte le bare di persone sotto il cavalcavia. Difficile cancellare dalla mente quei momenti. La scorsa settimana sono passato e ho visto ancora i fiori sul luogo. E insomma, ricordarselo quella sera con tutti quei lampeggianti, con tutto quello che presentava lo scenario, non è ancora semplice, no? Sebbene soccorritori, sebbene addestrati, quando ci si ferma, come dicevo, la psicologia è anche nostra, quindi la debolezza, il confronto con gli affetti familiari, il confronto con la vita quotidiana c'è anche in noi. Siamo rientrati in diretta, questo era il servizio con la testimonianza allora di uno dei primi vigili del fuoco arrivati sul posto quella sera del 3 ottobre, tragica, di cui ieri abbiamo raccontato l'anniversario, tragico, 22 vittime, e abbiamo visto anche nel servizio precedente delle indagini che ancora sono aperte sulle responsabilità. Indagini aperte anche sulla responsabilità per una tragedia che abbiamo raccontato invece in questi giorni, cioè la tragedia di Gallio, quella fuga di gas durante i lavori in strada, l'esplosione, la palazzina di 3 piani, la villetta di 3 piani che crolla e la morte del ex medico notissimo in paese a Gallio. Sentiamo allora gli ultimi aggiornamenti su questa vicenda. Sono tantissime le manifestazioni di vicinanza alla famiglia del dottor Luigi Rossato, morto quel maledetto pomeriggio di martedì 2 ottobre nell'esplosione della villetta di Via Eck a Gallio, dove viveva con la moglie e i 2 figli. Una vicenda che ha scioccato la comunità intera e tutti quelli che conoscevano lo stimato professionista e i suoi familiari. È partita una raccolta fondi per aiutare concretamente la moglie di Rossato e i figli, che ora si trovano con una casa completamente distrutta dalla deflagrazione e dalle fiamme, dopo che durante alcuni lavori di scavo per la posa di cavi è stato rotto il tubo del gas metano che ha provocato un inferno. Ora è il momento di capire cosa sia realmente successo, soprattutto di chi siano le responsabilità. La Procura sta svolgendo le indagini necessarie a ricostruire gli attimi che hanno preceduto la disgrazia di Via Eck. Le ipotesi di reato sono di disastro e omicidio colposi. Intanto stanno continuando i lavori per il ripristino della distribuzione del metano, perché dopo l'esplosione non solo il comune di Gallio, come abbiamo già riportato, è rimasto senza gas per il riscaldamento e per fare da mangiare, ma anche Foza, Enego, parte di Asiago.
E la solidarietà e l'affetto stanno raggiungendo anche il figlio Michele, presente in quel momento tremendo. Lui che ha fatto di tutto per raggiungere, senza riuscirci, il padre che si trovava al piano superiore della villetta avvolta dalle lingue di fuoco. Aveva riportato ferite e bruciature superficiali, era stato condotto in ospedale per accertamenti e già nella serata del 2 ottobre stesso era stato dimesso. Ora è ospitato assieme alla mamma e al fratello da alcuni zii, chiusi in un dolore inimmaginabile. E anche dagli amici del calcio, l'Union LC di Lusiana Conco e l'Asiago 7 Comuni sono stati lanciati sui social messaggi di vicinanza e solidarietà nei confronti di Michele e dei suoi cari. E poi invece a Malo, a fuoco nella notte, una casa in ristrutturazione. I pompieri hanno dovuto lavorare per gran parte della notte fino allo spegnimento e alla bonifica della palazzina. Malo, sono le 11 di sera quando in via Porto viene lanciato l'allarme. C'è un principio di incendio nel solaio di una palazzina. L'edificio è in ristrutturazione, quindi non è abitato, infatti nessuna persona resta coinvolta. Le squadre dei vigili del fuoco si precipitano sul posto da Schio, da Vicenza, e con i volontari di Tiene. In tutto 2 autopompe e 2 autobotti con l'autoscala e 12 pompieri che operano per 5 ore durante la notte su alcuni locali della palazzina di 3 piani fino al completo spegnimento e alla bonifica. Le cause dell'incendio sono Ferrazzi mi scrive che al vaglio dei vigili del fuoco. Adesso la cronaca. I funzionari dell'Agenzia delle Dogane, dei Monopoli e la Guardia di Finanza di Venezia hanno scoperto e sequestrato 14 lingotti d'oro trasportati nel bagagliaio di un cittadino tedesco sbarcato da una nave proveniente dalla Grecia al molo di Fusina, dal bagaglio, scusate. Il turista non ha dichiarato l'oro del peso complessivo di 825 grammi e del valore di poco inferiore ai 50.000 euro. La legge prevede l'obbligo, come sapete, di dichiarare tutte le operazioni o trasferimenti all'estero di oro del valore di oltre 12.500 euro. L'operazione antifrode è stata condotta anche allo scopo di prevenire possibili ipotesi di riciclaggio di denaro. E poi una rapina che ha portato all'arresto di 2 banditi dopo un inseguimento a Padova. Fate presto, mettete tutti i soldi nel sacchetto. Una rapina lampo durata pochissimi minuti, quella avvenuta nella farmacia di via Ponte Vigo d'Arzare a Padova. Mercoledì sera, orario di chiusura, all'interno solo la titolare e un'altra farmacista. 2 banditi fanno irruzione, volto coperto da berretto e scaldacollo, uno di loro armato di pistola. Fuori una donna come palo, arraffato l'incasso, scappano a bordo di una Ford Focus scura. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Padova hanno arrestato in flagranza di reato 2 persone e denunciato una terza persona per rapina aggravata in concorso ai danni di questa farmacia che è insistente su via Ponte Vigo d'Arzare di Padova. I soggetti, 2 uomini travisati e una donna che aveva funzioni di palo, sono entrati all'interno della farmacia e, minacciando con una pistola le dottoresse presenti, si sono fatti consegnare l'incasso giornaliero per poi fuggire velocemente a bordo di un'autovettura, una Ford Fiesta, in direzione di Padova. I carabinieri, che erano lì in zona per effettuare un servizio di controllo del territorio e di prevenzione di reati contro il patrimonio, sono stati subito allertati dopo una chiamata ricevuta al 112, motivo per il quale si sono posti all'inseguimento dell'autovettura e dopo circa 2 chilometri di inseguimento l'autovettura Ford Fiesta ha arrestato la propria corsa. Così i soggetti sono stati immediatamente arrestati e poi portati presso i nostri uffici. L'arresto in via San Bellino. Si tratta di un 41enne pregiudicato, un suo parente di appena 18 anni, senza precedenti, e la compagna incinta che ha fatto il palo è stata denunciata. Vengono dal sud Italia, per loro l'accusa è di rapina a mano armata. Nella fuga hanno cercato di sbarazzarsi dell'arma, recuperata poi dai carabinieri, è risultata essere una pistola soft air senza tappo rosso. Una rapina che per le modalità ricorda molto quella avvenuta pochi giorni fa in via Pullè al supermercato Ali di Montà. Stiamo raccogliendo tutti gli elementi di indagine per poter verificare effettivamente se siano stati loro gli autori delle altre rapine, soprattutto di quella recente del 30 settembre. Il bottino di 1.165 euro, ancora chiuso nel sacchetto, è stato recuperato dall'auto dei banditi e riconsegnato alle farmaciste. Un forte odore di marijuana da una finestra al piano terra di un'abitazione di Castelfranco e all'interno l'abitazione di un pensionato. Fra l'altro hanno trovato i carabinieri 20 kg di stupefacente.
L'odore fin dal marciapiede era così intenso che i carabinieri si sono subito insospettiti. Inconfondibile odore di marijuana che arrivava fino all'esterno attraverso una finestra del piano terra lasciata aperta. E così i militari dell'Arma, intenti a un ordinario servizio di controllo del territorio, hanno deciso di bussare all'abitazione di un 72enne di Castelfranco Veneto per eseguire una perquisizione domiciliare nel corso della quale sono saltati fuori ben 20 kg di marijuana posta a essiccare. Intere piante che sono state poste sotto sequestro insieme a del materiale per la coltivazione. Il 72enne, con alle spalle dei precedenti di polizia, è stato dunque arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio e rimesso immediatamente in libertà su indicazione della Procura della Repubblica, anche in base alla sua età. L'uomo rischia ora di dover rispondere dell'accaduto davanti al giudice. La politica adesso, e allora torniamo a parlare dell'autonomia dopo che ieri c'è stato l'atteso incontro tra il governatore Zaia e il ministro Calderoli a Roma. Si è incardinato il provvedimento rispetto alle 9 materie, ovviamente non verranno trattate tutte contemporaneamente con una gradualità, si partirà dalla protezione civile e sarà l'occasione di dimostrare che stiamo parlando di un decentramento amministrativo che migliora la vita dei cittadini. Soddisfatto il presidente Zaia all'uscita dall'incontro che ha visto per la prima volta riuniti con il ministro agli affari regionali Calderoli i governatori di Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria per discutere operativamente di autonomia e delle 9 materie su 23 potenzialmente trasferibili fin da subito alle regioni. Per le altre 14 bisognerà attendere la definizione degli ormai famosi LEP, i livelli essenziali di prestazioni. Delle 4 regioni apripista sull'autonomia, il Veneto ha chiesto funzioni relative a 9 materie, la Lombardia 8, Liguria e Piemonte 6. La decisione unanime è stata quella di partire dalle funzioni relative alla protezione civile, materia richiesta da tutte e 4 le regioni. Penso che sarà necessario un ulteriore confronto con i ministeri rispetto alle funzioni, perché noi non chiediamo materie ma funzioni delle materie. Quindi non si andranno a creare i 20 ministeri ma si chiederanno delle funzioni all'interno dei ministeri, quelle che sono delegabili. Di giorno importante non solo per le 4 regioni ma per tutto il paese parla il ministro Calderoli. Così ci si renderà conto, dice, che è un'operazione di buon senso per attribuire alle regioni quello che possono fare meglio dello Stato, lasciando invece allo Stato ciò che è giusto nell'interesse di cittadini, famiglie, imprese e di tutto il paese. Di legge che finisce per scontentare tutti, dal nord al sud, parla invece il senatore Andrea Martella, segretario veneto del PD, che per l'abrogazione della legge Calderoli sta sostenendo il referendum. Io ho l'impressione che sia un incontro abbastanza di maniera per dire che si fa qualche passo in avanti, ma in realtà la maggioranza mi pare abbastanza incartata dal punto di vista delle procedure, dal punto di vista delle risorse economiche, che riguardano anche le materie non LEP, perché comunque incidono sull'assetto generale, e per quanto riguarda i nodi politici non risolti all'interno delle forze politiche della stessa maggioranza che hanno visioni diverse. E intanto sempre il Partito Democratico in Consiglio va all'attacco, in Consiglio regionale. Il percorso eventuale verso l'autonomia differenziata non è proprietà di Zaia, ma appartiene al Veneto e a chi lo rappresenta, e dunque al Consiglio regionale. Ci ritroviamo però a dover apprendere dalla stampa di dossier, richieste di competenze e incontri romani. Ora basta. Zaia si presenti in Consiglio, assemblea che deve essere protagonista in queste decisioni. Lo ha affermato in una nota la capogruppo del PD al Consiglio regionale del Veneto, Vanessa Camani. Dice Camani: leggiamo di un cambio radicale delle richieste della Regione da 23 a 9 competenze, della pretesa dell'ottenimento di intere materie alla ricerca di alcune specifiche funzioni. Già a metà luglio avevamo chiesto a Zaia di relazionare e in tutta risposta è arrivata a Ferragosto una delibera della Giunta con la quale, ovviamente in assenza di alcun tipo di titolarità o legittimità, si è deciso il percorso che la Regione dovrebbe tenere. Insomma, il PD in Consiglio regionale che chiede a Zaia di riferire al Consiglio regionale. Adesso la sanità si chiama Sanitari Curiamoci di Noi, l'iniziativa nazionale della CGIL in tema di sanità pubblica. Sono partite da Padova gli incontri con i lavoratori per capire le problematiche del comparto e trovare soluzioni adeguate. Quindi partiamo con una raccolta firme che oggi viene lanciata qui, domani ci saranno altre province coinvolte. Noi da Padova diciamo i 51 milioni di euro che Regione Veneto vuole mettere non devono essere tolte alle assunzioni, ma devono essere investite per incrementare i fondi contrattuali e non togliere le assunzioni.
Parte da Padova la raccolta firme per chiedere più soldi per la sanità pubblica. La provincia euganea è da anni quella con le retribuzioni più basse dell'intera regione. Vogliamo salvare il Servizio Sanitario Nazionale, sottrarlo a quest'opera di definanziamento di cui è vittima ormai da troppi anni, e vogliamo rafforzare le ragioni della nostra mobilitazione per il rinnovo contrattuale, per le trattative sul rinnovo contrattuale che non solo sono arenate, ma per le quali non ci sono risorse sufficienti. Troppa retorica, valorizziamo i professionisti del Servizio Sanitario Nazionale, nessun fatto. Molti i problemi che affliggono la sanità veneta e quella padovana, dal personale medico e sanitario scarso alla riduzione dei posti letto. Un tema che colpisce è l'uso dei cosiddetti medici gettonisti, professionisti a chiamata, con contratti molto brevi, anche di poche ore, e con retribuzioni molto ricche. Ha determinato una sperequazione evidente, no? Cioè di trattamento economico, ed è anche uno dei motivi per cui noi auspichiamo che Regione Veneto immetta più fondi per la retribuzione dei medici. Tenete conto che in Euganea, assieme anche all'azienda ospedaliera di Padova, abbiamo i fondi più poveri, insomma, del Veneto. E a proposito di sanità, è sempre da Padova con Valentina Visentin per il lancio della campagna vaccinale sia per l'influenza che per il Covid. Buongiorno dalla sede dell'USL 6 Euganea. Con l'arrivo del freddo, l'abbassamento delle temperature in questi giorni, parte anche la campagna vaccinale contro l'influenza e contro il Covid. Oltre 171.000 le dosi disponibili per il territorio dell'USL 6 Euganea. Qui con me c'è il dottor Luca Sbrogiò che ci spiega, insomma, quali sono le date per la campagna vaccinale e a chi è rivolto in particolare il vaccino. Allora, la campagna parte per la Regione del Veneto, quindi tutte le aziende sanitarie del Veneto sono attivate su questo, con la medicina generale e tanti altri attori, dal lunedì 7 di ottobre. Si può vaccinare col tempo, insomma, abbiamo tutto il tempo che è necessario, quindi il mese di ottobre, anche il mese di novembre sono buoni mesi. Man mano che la campagna parte ci saranno date tutte le informazioni su come prenotarsi nei servizi pubblici o attraverso la medicina generale e pediatri libera scelta. Ha detto giustamente, sono moltissime le dosi disponibili, abbiamo anche più di 50.000 dosi per quanto riguarda il Covid. È sempre importante tenere presente che appunto tutte e due le malattie sono importanti, c'è circolazione virale, quindi raccomandiamo soprattutto per i più fragili, le persone più avanti con l'età e le persone che hanno patologie respiratorie, cardiologiche, gli immunodepressi e comunque le persone che hanno una qualche esenzione per malattia importante, di proteggersi con la vaccinazione. Che influenza sarà quella di quest'anno? Allora, è sempre difficile fare delle proiezioni certe, ci affidiamo sempre alla lettura di quello che è successo nell'emisfero australe, cioè chi ha avuto l'inverno e che adesso incomincia la primavera e l'estate, che è per esempio l'Australia. I dati che vengono dall'Australia sono tanti casi, quindi possiamo ipotizzare di avere molti casi anche in Italia come li abbiamo avuti lo scorso anno, perché appunto in Australia hanno avuto questa evidenza, non particolarmente grave, però certamente è un elemento aggiuntivo per lavorare sulla vaccinazione, che è sempre il presidio più importante. Quali sono i consigli da dare? Perché insomma, oltre alla vaccinazione c'è anche un buon senso, delle buone norme. Allora, se fossimo, diciamo, a diverse decine di anni fa, ricorderemo quello che dicevano i nostri nonni, che era la regola delle 3 L, quindi la lana, il letto e il latte. Aggiungiamo 3M quest'anno. Gli esperti raccomandano la igiene delle mani, che è sempre un buon metodo, insomma, per impedire, come dire, l'infezione, la mascherina nei luoghi più affollati, quando in particolare se magari si ha qualche sintomo, e poi quella che si chiama la medicazione responsabile. Medicazione responsabile vuol dire non abuso dell'antibiotico, l'antivirale quando indicato dal medico curante e va bene, diciamo, l'antipiretico, questo può essere dato. Quindi diciamo alle 3L aggiungiamo le 3M.
Dottor Soggiò, un'ultima cosa, ricordiamo per prenotare insomma, per le categorie a rischio o per i bambini rivolgersi ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta. Certo, sono poi aperte delle possibilità nel servizio pubblico, diciamo dell'igiene pubblica, si troveranno le indicazioni come accedere per la prenotazione sul sistema informatico e poi tra gli altri attori c'è, ricordiamo, le farmacie dei servizi che erogano anche le 2 vaccinazioni di cui stiamo parlando. Queste dunque tutte le informazioni sulla campagna vaccinale nel Padovano, ma in generale comunque in tutte le ULS, questi sono i dati e le informazioni. Torniamo in altopiano, torniamo nel Vicentino per parlare di una piaga, quella delle predazioni dei lupi. Abbiamo raccontato di manze, caprioli, mufloni, pecore, talvolta anche di piccoli animali domestici. Stavolta le vittime dei lupi sono 2 cani da caccia, segugi italiani a pelo forte, specializzati nella ricerca delle lepri. Un maschio di 3 anni aggredito non ce l'ha fatta, la madre ha riportato ferite molto gravi. C'era mio papà fuori a caccia perché i cani sono suoi e mi ha telefonato verso le 8 meno un quarto se potevo correre su, che io ero al lavoro, a dargli una mano perché il cane non tornava. Era anche su un posto abbastanza non semplice da raggiungere e io che sono un po' più giovane sono arrivato su prima di lui. Il recupero è arrivato solo grazie al segnalatore GPS che il cane portava al collo. La zona è la riserva di Rozzo, nei pressi di Malga Mandrielle. I cani sono stati aggrediti da almeno 2 lupi, poco dopo essere stati liberati per la battuta di caccia, ma nulla faceva pensare a un episodio simile. 1 mese fa, 2 mesi fa, siccome ho un po' la passione anche del gallo forcello e questo, sono andato a vedere e ho trovato un camoscio predato dal lupo in zona, però si pensava che fosse un caso sporadico così di passaggio e invece questa mattina è successo quello che non doveva succedere. L'anno scorso le predazioni sono state 100, ora con questa siamo già a 158. C'è paura, sì, perché non è solo uscire per andare a caccia, è l'affetto dei cani, l'affetto di tutto, perché noi andiamo per la passione del cane soprattutto. In questo caso gli animali e le persone colpite indirettamente non sono allevatori, ma lanciano un unico grido d'allarme. Bisogna che qualcuno dall'alto dica sì, provvediamo a fare qualcosa, come contenere questi numeri. Torniamo a Padova dove c'è cordoglio per la morte a soli 59 anni di Perla Mazzolini, conosciuta in città come la moglie, l'ex moglie di Giuseppe Nanu Galderisi, il calciatore del Padova e della Nazionale, ora allenatore che aveva sposato e da cui si era separata. Da tempo Perla Mazzolini si era trasferita a Cremona ma non aveva mai spezzato il legame con la città dove aveva vissuto a lungo prima in coppia e poi da sola. Per anni aveva anche gestito un locale molto frequentato in centro città. È morta dopo aver lottato contro un male incurabile e il lutto invece ieri, il cordoglio, il ricordo ieri a Treviso per i funerali di Giorgio Rossi, imprenditore del settore moda che è stato anche a lungo presidente del gruppo Coin. Erano più di 500 persone ieri mattina nel Tempio di San Nicolò. C'era anche Luciano Benetton. L'eleganza nel cuore. Questo è il tratto caratteristico di Giorgio Rossi, ricordato nel giorno dei suoi funerali. In oltre 500 hanno voluto salutarlo per l'ultima volta nel Tempio Trevigiano di San Nicolò. Tra loro Luciano Benetton, alcuni rappresentanti della famiglia Comunello con la storia della Sanremo, ma anche il gruppo Coin, dove Giorgio Rossi ha coperto fino allo scorso anno il ruolo di presidente. Un imprenditore della moda che ha portato la bellezza che aveva dentro in tutto il mondo. Uno dei passaggi dell'omelia tenuta dal celebrante Monsignor Mariano Maggiotto, già rettore del Collegio Pio X. Avevi l'eleganza del vestire, sì, ma soprattutto del gestire, sì, ma soprattutto del cuore, l'eleganza del cuore. E poi eri una persona fedele ai grandi valori della vita. E 2 sono i segni inconfondibili di questo tuo legame potente con i grandi valori della vita. La tua dedizione alla famiglia e il culto dell'amicizia. Poi il pensiero verso la famiglia e i 2 figli in particolare, adottati dopo la tragedia del 3 dicembre del 94, con la morte dei genitori naturali Giorgio Scarpa Gregori e Paola Rossi. Il tempo dell'amore, il tempo dell'amicizia è molto molto più lungo del tempo della vita, soprattutto per te Luisa e per te Ernesto e per te Anna.
il tempo dell'amore che avete ricevuto è molto più lungo del tempo della vita. Ed è stata proprio la figlia Anna, al termine della cerimonia, a dedicare con una lettera l'estremo saluto a Giorgio Rossi. Grazie per aver voluto me e mio fratello da bambini. Sei stato molto di più che un padre. Adesso c'è Ernesto, di cui tu avevi tanta stima e l'hai sempre considerato l'uomo di casa, che si prenderà cura di me e la mamma. Ti amiamo tanto. A Padova di nuovo, con l'avvio delle lezioni universitarie, tornano i problemi che tante volte abbiamo raccontato legati agli alloggi, alle mense per gli studenti. L'ESU ha appena investito 300.000 euro in 3 diverse residenze. Non solo un posto per dormire e studiare, ma un luogo da vivere. Puntano sulla qualità della vita degli studenti. Le residenze universitarie di Padova, dove, a lezioni appena partite, l'ESU presenta i lavori di riqualificazione che hanno interessato 3 strutture. Alla Copernico abbiamo fatto una cucina ulteriore che va ad aggiungersi alle 2 già esistenti e sistemato la palestra all'interno, le classiche ritinteggiature, sistemazione di impianti elettrici e quant'altro. Alla residenza Gattamelata, che abbiamo acquisito l'anno scorso e che sarà in nostra disponibilità per i prossimi 11 anni, abbiamo ristrutturato completamente gli arredamenti e l'impianto di illuminazione. Alla Villa Liberty, che è destinata alla foresteria, invece abbiamo ritinteggiato e anche là sistemato tutti gli arredamenti interni. In totale i lavori sono costati poco meno di 300.000 euro. L'ente è al lavoro anche sulle mense, dopo la recente chiusura di quella di Via Belzoni. Sì, purtroppo c'è stata una convenzione che avevamo con un privato che è stata chiusa, adesso stiamo analizzando tutti i flussi per le mense per cercare di sistemare questa questione e dare un miglior servizio agli studenti. Il tasto dolente per l'Università di Padova, frequentata da oltre 70.000 studenti, restano i posti letto. L'ESU ne offre attualmente 1.558 con un aumento del 20% negli ultimi 3 anni, ma non bastano. Adesso dovrebbe partire la progettazione esecutiva dei Comboniani, che ci daranno altri ulteriori 110 posti letto, dopodiché c'è la sistemazione della residenza Galilei, che dovrebbero arrivarne un'altra 90, e in più sono arrivati anche i finanziamenti per la residenza Tartaglia, che è varia e modernata, sono altri 120 posti e là dobbiamo partire con tutta la progettazione. Allora adesso andiamo velocemente in pubblicità, poi torneremo a parlare di ambiente. Abbiamo aperto con quelle zone di Casale e Casier allagate dal Sile. È quanto meno necessario tornare a parlare proprio di ambiente fra pochissimo. Siamo di nuovo in diretta con la nostra prima edizione. Allora abbiamo raccontato all'inizio di questa prima edizione di una notte di attesa per ondata di maltempo. Meno problemi del previsto, ma problemi ci sono comunque a Casale sul Sile, a Casier, con alcune esondazioni del Sile in diverse zone. Quello che abbiamo sentito dalla sindaca Golisciani e anche dalle persone è: noi siamo abituati certo a convivere con il Sile che fa i capricci, però questa volta troppi eventi, troppo frequenti, è successo troppe volte, c'è qualcosa che non va, l'ha detto anche la sindaca Golisciani e ha citato guardando il cielo, c'è qualcosa che non va, e quello che le dicono anche gli enti preposti è che il cambiamento climatico è in atto ed è innegabile. E allora oggi, tanto più che siamo il 4 di ottobre, siamo nella giornata di San Francesco, è la giornata del creato, non potevamo non avere con noi, e lo ringraziamo per essere di nuovo con noi, torna a trovarci, Andrea Ferrazzi, presidente dell'associazione Persone, Ecologia e Reti. Buon ritorno. Grazie, ben ritrovato. Allora, noi sapevamo che lei aveva nostalgia di questo studio, anche del nostro meraviglioso caffè. Però, che oggi non mi ha offerto. Che oggi non mi ha offerto, ma lo offrirò subito dopo, perché dobbiamo anche lanciare la nuova stagione dell'appuntamento del venerdì con Andrea Ferrazzi. Ci eravamo fermati come l'anno scorso per la pausa estiva, e la prossima settimana, sempre di venerdì, sempre dalle 13, ci sarà l'appuntamento in cui parleremo di tanti temi, che quest'anno avrà un titolo particolare: Ecovisioni. Allora io partirei proprio da qui per chiederle perché Ecovisioni. Visione vuol dire appunto vedere, e vuol dire avere delle idee, e c'è bisogno, come l'aria,
di avere delle idee per superare quello che sta avvenendo, per superare le crisi che stanno attraversando il nostro mondo. Sono crisi climatiche, sono crisi della guerra, sono crisi sociali, economiche. E allora dobbiamo avere la capacità di pensare al futuro, non solamente di rincorrere i guai attuali, magari chiusi in un pessimismo che rischia di aggravare la situazione. Abbiamo bisogno quanto mai invece di alzare la testa, come i giocatori di calcio, i migliori campioni della mia insegna sono i giocatori che tengono la testa alta e non si bloccano nella visione solamente della palla, hanno la visione del gioco. Appunto è quello che manca al nostro paese, avere la visione del gioco, avere la visione del futuro e quindi immaginando l'Italia che vogliamo e il nostro paese, il nostro territorio, il nostro Veneto, le nostre città, le nostre campagne, da qua al 2030-2050 impegnarsi in quella direzione. Da quando ci siamo lasciati prima della pausa, era poco prima dell'estate, ad oggi ha visto qualche cambiamento, a parte i cambiamenti climatici? Sì, ho visto un certo cambiamento politico e istituzionale, soprattutto nei confronti di alcune posizioni dell'Unione Europea. Dal 2019 al 2024 l'Unione Europea si è fondamentalmente concentrata nella guerra della pandemia e soprattutto nella politica del green, la grande transizione ecologica, la grande transizione digitale, poi è ricaduta al PNRR. Questo l'Europa continuerà a farlo, al di là dei mugugni. C'è una critica da una parte, di una certa parte, di alcune forze politiche che non fanno parte della maggioranza del governo europeo, ma insomma che sono anche cresciute nelle recenti elezioni, quella dell'estate scorsa, e c'è anche la richiesta da parte di alcuni mondi dell'economia di rivedere e ricalibrare alcune delle grandi decisioni di direttive e regolamenti che erano stati intrapresi negli ultimi 5 anni e certamente le trasmissioni che vivremo insieme il venerdì dalle 13 alle 13:30 serviranno anche per approfondire e focalizzare queste questioni. Lei l'abbiamo sempre detto in questa trasmissione, non è un percorso così facile, ha forse magari anche giusto ricalibrare certe situazioni, no? Ma è necessario sempre, quando si assume una strategia poi bisogna sempre avere la capacità di verificare dove ci sta portando e quindi di togliere le cose che non servono più e di integrarle con quelle di nuovo. Certamente la direzione della transizione ecologica è fondamentale. Lei diceva prima della sindaca che guardava il cielo. Il cielo cambia, ma non a caso, il cielo cambia perché l'impatto antropico, come si dice, cioè l'attività umana, soprattutto legata ai combustibili fossili, ha cambiato strutturalmente il clima, ha cambiato l'ambiente, ha cambiato le temperature e questo ha delle conseguenze che sono notevolissime. Se ci sono delle conseguenze, ci sono delle cause. Guardando le cause si possono trovare le soluzioni ed è questo il percorso che dobbiamo individuare e perseguire. Allora, tante puntate che ci aspettano, molto importanti, molto interessanti dal prossimo venerdì, quindi dal venerdì 11 di ottobre e torneremo a parlare di temi molto importanti con ospiti molto importanti. Qualche tema di cui parleremo? Ma guardi, parleremo certamente, e lo faremo già dalla prossima settimana, della questione della competitività dei nostri sistemi economici e sociali. E lo faremo analizzando lo studio sulla competitività europea che è stato commissionato dalla Commissione europea a Mario Draghi, studio di cui si è parlato diffusamente durante le scorse settimane e che deve diventare un punto di riferimento per le scelte future, perché veda, l'Europa e l'Italia in particolare rischiano di essere il vaso di coccio schiacciato tra i vasi diciamo di titanio, per usare dei termini più contemporanei, della Cina e degli Stati Uniti. Perdita di competitività vuol dire perdita di posti di lavoro, di qualità degli stipendi, di qualità della vita. Non è possibile. Noi dobbiamo invece accelerare in direzione opposta e quindi partiremo da lì. Poi andremo a verificare il percorso della COP29 che ci sarà a settembre, quella grande assemblea internazionale mondiale delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico. Avremo Enrico Giovannini, che è uno dei massimi esperti a livello internazionale di queste questioni, è stato ministro di svariati governi di questa nazione, è un docente universitario, un ricercatore e via dicendo. E poi avremo altre personalità di grande importanza
che ci accompagneranno appunto nell'approfondire questi aspetti, queste tematiche. Ci sono fronti che restano aperti anche a livello giudiziario, come ad esempio quello dei PFAS, è un'altra cosa di cui torneremo a parlare? Sì, sa che è in corso quello che è stato definito dalle Nazioni Unite il più grande inquinamento nella storia d'Europa, l'abbiamo avuto in Veneto, l'abbiamo avuto appunto da Trissino in giù, quindi le province di Padova, di Vicenza, di Padova, di Verona, e un impatto devastante su centinaia di migliaia di veneti, donne, uomini, bambini. Con impatto sanitario molto grave, con impatto ambientale gravissimo e con un costo sanitario ed economico gravissimo. È in corso a Vicenza un processo presso la Corte d'Assise per avvelenamento, disastro ambientale, e ora vedremo come andrà a finire. Avremo ospite una delle giornaliste d'inchiesta che più conosce queste questioni, una super esperta in campo internazionale, una giornalista che fa parte tra l'altro di un pool internazionale di studio di quelli che vengono chiamati forever chemicals, cioè appunto queste sostanze sintetiche che sono eterne, forever, non finiscono mai, così come non finiscono mai di produrre gli enormi danni. Andiamo a vedere con lei la situazione del Veneto e cosa possiamo fare. Mi preme soffermarmi su altre due questioni, su altri due temi che affronteremo in questa stagione, intanto in questa prima parte della stagione. Noi parliamo spesso di temi che magari il cittadino comune può pensare siano troppo lontani, anche se in realtà i PFAS, le inondazioni, i ghiacciai che si sciolgono, però c'è un tema che è quello delle tasche, insomma, che fa sempre preoccupare. Torneremo a parlare di energie e bollette. Certo. Il tema dell'energia e delle bollette è drammatico, l'abbiamo visto negli scorsi anni, scorsi mesi, quanto le bollette hanno inciso. Il costo della vita, l'inflazione che ha colpito l'Italia negli ultimi anni è stato principalmente dovuto proprio all'aumento delle bollette energetiche, che sono bollette del gas e quelle elettriche. E l'autonomia energetica è fondamentale. L'autonomia energetica è fondamentale per tenere bassi i costi per famiglie e imprese, è fondamentale per avere una sicurezza geopolitica, per non dover dipendere da paesi ballerini o piuttosto che tiranni. È fondamentale perché senza l'energia non c'è crescita del paese, e allora affronteremo anche questa questione, ci accompagneranno anche qua dei grandi esperti di carattere nazionale e internazionale, e andremo a vedere come la transizione energetica sta evolvendo nel nostro paese, a livello europeo, a livello mondiale. Andremo a vedere come saranno parametrati gli sviluppi anche dal punto di vista degli investimenti, cosa sta facendo l'Unione Europea, perché le bollette vanno assolutamente abbattute. E poi perché la visione, ecovisione, significa vedere il problema, raccontarlo e guardare oltre, altrimenti entriamo in un tunnel da cui non usciamo. Un altro dei temi importanti sarà parlare della transizione e dei nuovi lavori legati alla transizione, anche le nuove opportunità. Questa è la questione delle questioni. Sì. Noi dobbiamo garantire agli adulti e ai giovani lavoro di qualità, ben pagato, per la sicurezza nostra e delle nostre famiglie. E il diritto del lavoro è un diritto di base che non a caso è riconosciuto anche a livello costituzionale. Però bisogna passare dalle parole ai fatti, e per creare lavoro bisogna creare appunto un sistema competitivo. E allora in questa direzione è di ogni evidenza che la transizione ecologica e digitale sono i grandi, vettori che consentono ai paesi di essere competitivi. Parleremo della trasformazione dei lavori, del mondo del lavoro, con un grande esperto, ancora una volta, il segretario generale dell'Union Camere, che unisce a livello nazionale tutte le camere di commercio, partendo dai dati, vedendo proprio cosa bisogna fare, la direzione che dobbiamo tutti assumere per garantire uno sviluppo. E poi insomma il consumo di suolo, il rapporto sul consumo di suolo, i ghiacciai, l'acqua, tante tematiche. Sono puntate molto importanti, abbiamo avuto anche un importante feedback dai nostri, come si suol dire, come dicono i giovani, dai nostri telespettatori nelle scorse puntate, e proprio la scorsa stagione e i dialoghi sulla sostenibilità, mi corregga se sbaglio, stanno per diventare un libro, è così? Sì, ho lavorato quest'estate a questo nuovo progetto e marzo prossimo verrà lanciato questo libro che
sarà una sintesi e una rielaborazione dei dialoghi che abbiamo avuto lo scorso anno, e approfondendo i dati e soprattutto dando la dimensione non solamente dei problemi, analizzati in maniera scientifica, divulgativa, ma soprattutto delle soluzioni, per abbattere le fake news che ci stanno attraversando e anche per portare un po' di speranza, perché vede, nel momento in cui si cerca di capire le cause dei cambiamenti climatici e delle crisi in corso, allora ci diamo anche la possibilità di trovare le soluzioni. Ed è esattamente quello che faremo in questo libro, avremo modo poi di parlarne, diciamo, con calma e in modo più diffuso. L'ultima cosa che le chiedo è questa. Io ho letto di un suo intervento, un suo articolo sul sito Italy, nel quale lei dice, con un importante titolo che dice due cose: Venezia, parla di Venezia, fare pace con l'ambiente. Venezia, lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, è proprio il simbolo di questa fragilità. Pace non è un termine usato a caso, perché lo stiamo raccontando, o lo stanno raccontando soprattutto i telegiornali nazionali, di quello che sta accadendo. E abbiamo detto tante volte, anche parlando di geopolitica, ricordo con Minniti se non sbaglio, che davvero la guerra, tra virgolette, o meglio reale, al cambiamento climatico è davvero la battaglia che può unire tutti. È questo il senso? Sì, io credo sia questo. Il cambiamento climatico, questo ho avuto modo di toccarlo con mano nelle varie COP a livello internazionale nelle quali ho rappresentato il Parlamento europeo, piuttosto che nelle assemblee delle Nazioni Unite, appunto, dove rappresentavo il Parlamento italiano. Il cambiamento climatico è certamente la questione che tocca a tutti, paesi ricchi e paesi meno ricchi, e in maniera drammatica, veloce, repentina. Sta accelerando anche più del previsto, peraltro. E questo apre anche delle opportunità dal punto di vista della pace, perché nel momento in cui sei toccato direttamente, e tutti lo sono, allora bisogna per forza sederci attorno a un tavolo tutti insieme e trovare le soluzioni. Io da questo punto di vista sono ottimista, cioè credo che questo stato di necessità possa comportare un salto di qualità importante. Nel momento in cui la comunità mondiale è messa di fronte a un cambiamento di sistema di questo tipo, allora deve trovare una soluzione. Credo dunque che l'elemento della pace, della ricerca della convivenza civile, della convivenza appunto mondiale civile, sia un elemento importante. Perché dico Venezia? Perché Venezia è un simbolo di questo, no? Cioè Venezia, come diceva lei, è una sintesi difficile, dinamica, tra la bellezza della natura e la fragilità di quello straordinario ecosistema e l'attività dell'uomo. Venezia è una delle città anche più artificiali, se vuole, costruite dall'uomo. La Serenissima ha spostato fiumi, ha fatto interventi strutturali, ha costruito le isole a partire appunto dagli alberi piantati sottoterra, sopra i quali venivano costruite le basiliche. Pensi alla Basilica della Salute. E quindi questo equilibrio dinamico tra l'uomo, l'attività umana e lo straordinario ecosistema fa di Venezia un esempio a livello mondiale di come si debba affrontare il tema dell'ambiente e del cambiamento climatico. E certamente in questo aiuta anche il fatto che Venezia è conosciuta da tutti, tutti amano Venezia, e quindi la sfida che ho lanciato è proprio quella di pensare a Venezia in questa direzione. Allora, l'appuntamento con Ecovisioni, che quindi è il titolo di questa nuova stagione, con Andrea Ferrazzi e tanti ospiti a partire da venerdì prossimo, quindi 11 ottobre, ore 13, mezz'ora per capire il nostro futuro, è così? Mezz'ora, tutti insieme. Naturalmente saremo attentissimi anche ai contributi, come è avvenuto lo scorso anno, dei nostri amici che ci ascolteranno, e dobbiamo costruire insieme, sì. Dobbiamo fare esattamente questa cosa qui. Grazie allora, grazie Andrea Ferrazzi, ci vediamo venerdì prossimo ore 13 puntuali per iniziare il nostro cammino, questo nuovo cammino, e parlare di visioni, ecovisioni. Non so, chiedo alla regia, Alessandro Granziera, Francesca Pezzo, se c'è il nostro Lucio Zanato pronto. No, non è ancora pronto. Allora facciamo così, vediamo il Salone dell'Artigianato a Venezia che è stato inaugurato, e intanto io saluto Andrea Ferrazzi. Salve, grazie.
Sì, ti va a parlare ti sa parlare meglio e niente. E qui ci sono le maestre del Merletto. Dove siamo come isola? L'isola è di Pellestrina, Laguna Sud, tra il porto di Malamocco e il porto di Chioggia. Da Venezia e isole a tutta Italia sono oltre 140 gli artigiani che fino a domenica 6 ottobre porteranno all'Arsenale di Venezia la propria unicità, identità e tradizione regionale. Taglio del nastro per la seconda edizione del Salone dell'Alto Artigianato Italiano. Sono rappresentate tutte le regioni d'Italia. Ovviamente facendo una fiera a Venezia abbiamo una forte presenza anche veneziana e veneta, molte le merceologie presenti. Per 4 giorni la culla della marineria veneziana si trasformerà in una vera e propria vetrina dell'eccellenza italiana all'insegna del Made in Italy. Tessuti pregiati, lavori in ceramica, gioielleria, vetro soffiato, mobili di design e ancora penne in legno che rendono alla scrittura un piccolo capolavoro, sculture e opere artistiche. Ma in questa edizione c'è anche molta attenzione alla formazione al fine di creare nuovi maestri artigiani, valorizzando l'arte del saper fare. La Fondazione Musei Civici ha proprio curato questo aspetto, coinvolgendo tutti gli indirizzi dei licei che fanno attività di formazione sull'artigianato e tutto l'associazionismo che porta avanti il tema della formazione. Allora, in attesa di Lucio Zanato parliamo di magia. Abbiamo parlato poco fa del maltempo, sarebbe bello poter far sparire il cambiamento climatico, ma non si può. Però intanto possiamo assistere ad altre sparizioni, ad altre fughe magiche, come quello di uno dei più importanti escapologi, il mago Andrew Basso, che torna a Bassano. Sentiamo Alex Giuliano. Parliamo di magia, parliamo di mistero, parliamo di suggestioni in compagnia di due grandi maghi a Villa Rezzonico, con Andrew Basso e con il maestro Harry Houdini. Siamo qui perché? Perché dal 23 al 30 di ottobre qui all'interno di Villa Rezzonico avverrà uno spettacolo straordinario dal titolo Spiriti. E questo ci lascia già presagire le atmosfere e le sensazioni, i brividi che correranno sulla schiena di coloro che parteciperanno a questo spettacolo. Una partecipazione, Andrew, limitata, perché sarà un'esperienza immersiva. Hai detto benissimo, sarà un evento dove solo 26 persone per spettacolo potranno accedere. Ogni sera dal 23 al 30 solo 26 persone, o alle 8 di sera o alle 10 di sera per i più temerari, potranno riunirsi all'interno della villa e assistere a una serie di esperimenti di magia, mistero e anche qualche brivido. E allora, visto che ci prometti esperimenti di magia, mistero e brividi, vogliamo farne uno in diretta per i nostri telespettatori? Beh, adesso ci troviamo qui proprio dentro Villa Rezzonico e qui c'è un'energia che già si può percepire. Molti mi chiedono, ma tu hai mai assistito a uno spirito, una manifestazione? E ne ho più di qualcuna da raccontarvi, però oggi volevo parlare dello spirito guida che mi ha seguito fin da bambino, ovvero il più grande mago di tutti i tempi, Harry Houdini. Ora, un mago come lui sicuramente può comunicare attraverso le carte da gioco, che sono l'elemento principale che ha caratterizzato la sua vita. Ora, Alex, tu sarai il tramite di questo esperimento. Ho bisogno che tra queste carte ne prendine una. Questa? O quella dopo? Questa. Ok, va bene. Ti chiedo di prendere questa carta e di guardarla solo tu. Ok? Benissimo. Ora ti chiedo di guardare negli occhi Harry, perché gli spiriti possono leggere nel pensiero. A differenza di noi umani, possono leggere nel pensiero. Tu pensa alla tua carta, Houdini in questo istante, lo spirito di Houdini sta leggendo la tua mente. Benissimo. E ora io guardo Houdini, perché Houdini mi sta comunicando. Ora tu guarda me, perché Houdini mi sta comunicando qualcosa. Mi sta comunicando che è una carta rossa. Sì. Che è una carta di cuori. Sì. Sì. Ho sentito tre, un 3 di cuori. Beh,
Signori, che ci crediate o no, io i brividi li ho sentiti e questa è magia. 3 di cuori, sarà l'ambiente, sarà la presenza di 2 grandi maghi come loro, ma effettivamente se questo è l'antipasto, Andrew, non oso immaginare cosa potranno gustarsi le persone che parteciperanno al tuo spettacolo. Credetemi, ho i brividi. Vi aspetto, i biglietti sono già su Ticket One. Spiriti. E allora dal profano al sacro, perché l'abbiamo detto prima, oggi è San Francesco, ci sono tanti eventi a Treviso in questi giorni, oggi in particolare 2 importanti eventi, ce li racconta Lucio Zanatto in diretta. Buongiorno Lucio. Sì, buongiorno a te Nicola, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, sono con padre Oliviero Svanera che è il padre guardiano qui del convento e della chiesa di San Francesco. San Francesco oggi è giornata molto importante, oggi alle 17:30 c'è un primo evento molto importante che coinvolge anche le comunità, in particolare la comunità di Carbonera. Sì, faccia bene a tutti coloro che ci seguono e auguri intanto a tutti coloro che amano San Francesco, e credo che siamo in tanti, anche auguri a tutti Francesco. Sì, una situazione bellissima quella di stasera, perché sarà presente il Vescovo alla Santa Messa delle 17:30 e in particolare il Sindaco di Carbonera. Alle mie spalle c'è la lampada che verrà poi accesa. Di volta in volta un sindaco della cintura di Treviso accende questa lampada che viene posta all'altare di San Francesco come preghiera permanente per quella comunità civile e comunità cristiana, e quindi è un'occasione particolare, presenti anche tutti gli altri sindaci a partire da quello di Treviso. San Francesco, patrono d'Italia, quindi è la festa della comunità cristiana, ma è la festa anche civile, è la festa di tutta Italia, e qui attraverso la chiesa di San Francesco vogliamo proprio dare rilievo a questo. Questa sera poi invece è una serata dedicata alla musica, ma dedicata anche alle riflessioni. C'è un maestro con un brano, addirittura un inedito, pensa Nicola, costruito, un brano costruito proprio sulle riflessioni di San Francesco. Sì, siamo nell'8° centenario delle stimmate di San Francesco, quindi nel 1224 questo evento prodigioso, così raccontano giustamente le cronache, perché è il primo caso nella storia che un santo riceveva questo tipo di dono, che per dono chiamiamolo così, perché in realtà chiaramente è una dimensione mistica che riguarda l'unione di Francesco con Cristo, talmente assimilato a lui da ricevere lo stesso segno della croce. E questa sera avremo Roberto Fabriciani, grande flautista e compositore, che per l'occasione ha composto una piccola composizione, tutto sommato, ma comunque legata al testo della cosiddetta Perfetta Letizia, un testo che forse conosciamo tutti anche dai nostri studi scolastici, ma che richiama un periodo difficile di Francesco, proprio quello dell'Averna, dove lui dice che la Perfetta Letizia sta nella capacità di accogliere anche gli eventi complessi, difficili della propria vita con lo spirito cristiano. Quindi un concerto questa sera alle 20:45, come al solito, come ogni anno, la chiesa sarà gremitissima, per cui se venite velocemente, e se domani invece, perché chiamano ben tempo e sicuramente Francesco ci darà una mano, domani c'è anche il trekking, perché i francescani non si lasciano, Nicola, perdere nulla, quindi è anche una camminata che partirà, mi pare, proprio da Carbonera. Sì, una camminata che parte da... A che ora? Alle 8:30, 9 cominciamo le iscrizioni e confidiamo che ci sia anche questa una bella occasione per camminare poi soprattutto lungo il Sile, perché faremo un giro largo per arrivare qui e quindi vivere anche il momento di meditazione all'interno della natura, all'interno così anche della possibilità di pregare, perché abbiamo bisogno di pace, e San Francesco, e con questo vorrei anche augurare a tutti proprio un pace e bene che ci accompagni nel cuore, nella vita e nel mondo, perché ne abbiamo tanto bisogno. Per ultimo poi c'è domenica, pensa Nicola, ci sarà un pranzo particolare, perché i francescani qui a Treviso vogliono ristrutturare un'ala di questo convento per i pellegrini e le persone in difficoltà. Sì, è un triduo interessante quello che facciamo, quello del concerto, quello della celebrazione,
quello del trekking e quello di questo pranzo qui. Per chi conosce Treviso, ma siete invitati a venire a vedere la chiesa, e c'è un chiostro molto bello che noi utilizziamo anche, il comune lo fa anche per eventi di mostre e di circostanze varie. Noi lo utilizziamo proprio anche per questa occasione, per un pranzo, chiamiamolo solidale. Qui dietro proprio all'abside della chiesa c'è un ambiente abbandonato di proprietà dei frati che vogliamo ristrutturare. Sappiamo delle difficoltà anche di ospitalità, di ricezione che ci sono nelle città, e noi siamo sempre con persone che bussano alla porta. Accoglieremo queste persone in questo piccolo ambiente con l'aiuto di chi ci vorrà dare una mano. Ecco, lo so che il tempo è andato, quindi ti do subito la linea, Nicola, e ringrazio dell'attenzione tutti voi. Grazie anche a Padre Olivero Svanera. Poi ci collegheremo nel nostro TG di questa sera per parlare della messa e per ricordarvi del concerto. Domani, insomma, Lucio ha fatto il quadro della situazione insieme a Padre Oliviero, che ringraziamo. È davvero tutto. Allora vi lascio. Dopo il meteo ci sarà il documentario Borgo Italia e poi il film Prestami la tua mano di Éric Lartigot. È tutto, arrivederci.